Incubo rapine in casa, 87enne di Torre di Mosto finisce all'ospedale con trauma cranico e bacino fratturato dopo il raid di 2 banditi fuggiti con appena 100 euro. Elezioni politiche, depositate le liste, da oggi al via ufficialmente la campagna elettorale, ma i partiti sono in subbuglio, malumori da destra a sinistra per le scelte dei candidati. Il 4 marzo al voto con una scheda elettorale che il Rosatellum ha sensibilmente cambiato, istruzioni per l'uso. Indagine della Procura di Belluno sulla lettera di minaccia ai bimbi di un asilo trovata assieme a un sacchetto di caramelle con spilli, a firmarle un maniaco già protagonista di gesti sconsiderati in passato. Inchiesta sulla morte di un operaio trevigiano, dopo 3 giorni di ricovero in ospedale, gli inquirenti sospettano che l'uomo sia rimasto vittima di un incidente sul lavoro che però non sarebbe mai stato denunciato. Striscione antisemita esposto durante il derby Vicenza-Padova, la Digos indaga tra i tifosi bianco-scudati. Per la prima volta una studentessa italiana ha ricevuto una menzione d'onore da parte del prestigioso ateneo di Harvard negli Stati Uniti, si tratta di una ragazza di Montebelluna. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali che si apre, come avete visto e sentito dai titoli, con la cronaca e il ritorno dell'incubo delle rapine in casa con vittime, gli anziani come l'87enne di Torre di Mosto che è stato selvaggiamente picchiato da 2 banditi nella sua abitazione, definito anche all'ospedale ed è caccia dunque i 2 violenti criminali. Ci racconta quanto accaduto al telefono in diretta Tommaso Stoppa. Tommaso. Buongiorno a tutti dal Veneto orientale, davvero una brutta vicenda quella avvenuta ieri sera a Torre di Mosto, erano da poco passate le 19 e un anziano di 87 anni del luogo che viveva lungo la provinciale 57 ha sentito suonare la porta e senza aprire per le normali cautele si è messo a parlare con coloro che gli avevano suonato ed erano 2 uomini che dicevano di essere venuti a riscuotere l'affitto. Lui ha spiegato che non c'era nessun affitto da riscuotere, hanno discusso un po', dopodiché sono riusciti a convincerlo ad aprire la porta. Appena aperta la porta l'hanno colpito con violenza, l'anziano è caduto a terra, ha battuto la testa perdendo parecchio sangue, si è anche fratturato il bacino. Questi 2 rapinatori gli hanno sottratto il portafoglio e poi sono fuggiti senza perquisire la casa. Questo non si capisce bene perché, forse perché spaventati dal sangue oppure perché sapevano che proprio in quel giorno l'anziano aveva diverse centinaia di euro nel portafoglio che gli sarebbero servite per pagare le bollette. L'anziano è stato poi soccorso da un nipote ed è stato portato in ospedale. Oltre al trauma cranico, come dicevamo, gli è stata diagnosticata una frattura coxo-femorale che a quell'età è decisamente un brutto guaio. Adesso è caccia a questi 2 rapinatori, ma c'è anche paura perché è una zona, quella dove diversi anziani vivono e c'è timore che questi delinquenti possano ripetere questo brutto exploit. Per il momento è tutto, qui dal Veneto orientale, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. Adesso la politica, le elezioni del 4 marzo, ieri alle 20 depositate ufficialmente tutte le liste per Camera e Senato e da oggi al via la campagna elettorale con i partiti che sono in subbuglio perché i malumori da destra a sinistra non mancano proprio per le scelte dei candidati. Gli strascichi ci sono anche oggi. Lo scontento di chi è fuori o di chi è dentro ma si sente ai margini sulla campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo che parte ufficialmente oggi. Pesano gli strascichi delle scelte fatte dai partiti nella composizione delle liste. Donne abusate, accusa con un'espressione forte Elena Donazzana, assessore regionale di Forza Italia, che si sfoga proprio contro il partito per l'esclusione di una buona fetta di rappresentanti femminili e medita addirittura il ritiro dalla corsa al Parlamento il segretario di Scelta Civica, il veneziano Enrico Zanetti, candidato con la quarta gamba centrista, ma non nel suo Veneto, a Varese, in Lombardia. Si rimane un po' interdetti nei confronti anche di chi ha gestito le nostre liste, quindi Raffaele Fitto
e Lorenzo Cesa, e quindi una riflessione si pone. Tutto qui, ecco, non è così che si comporta. Candidati paracadutati dall'alto, preferenza per i fedelissimi. Da sabato nel PD non si fa che discutere della scure fatta calare sulle candidature dal segretario Matteo Renzi, a discapito di big come il sottosegretario Pierpaolo Baretta e il senatore Giorgio Santini, candidati sì ma in collegi a rischio, e di un territorio che sembrava essere stato rispettato nelle sue scelte dalla Lega Nord. E invece gli scontenti ci sono anche qui, i cosiddetti Zaia Boys, sindaci in particolare della Marca trevigiana, da sempre vicinissimi al governatore, per i quali non è stato trovato posto nella schiera dei candidati, dove tuttavia i primi cittadini, anzi le prime cittadine del Carroccio, sono ben rappresentate. Caos figlio di una legge elettorale che prima ancora che i cittadini ha messo in crisi i partiti, non esente da malumori lo stesso Movimento 5 Stelle, che da oggi comincia a presentare i suoi candidati, in parte neofiti, in parte volti ultranoti come l'avvocato Andrea Arman al fianco dei risparmiatori delle popolari venete. Questa è dunque la presentazione delle liste e le sue conseguenze. Avete sentito la legge elettorale, il Rosatellum, che certamente ha creato numerose difficoltà anche nella composizione delle liste e che di fatto crea una scheda elettorale che dovrà essere utilizzata dall'elettore il 4 marzo, non proprio semplice da affrontare. Allora vediamo come si vota il 4 marzo. Gli elettori hanno più di un mese di tempo a disposizione per studiare la scheda che verrà loro consegnata ai seggi il 4 marzo e per capire esattamente come votare per non rischiare che il loro voto venga considerato nullo. E allora proviamo a fare un po' di chiarezza partendo proprio da come sono composte le schede elettorali, due quelle che verranno distribuite, una per la Camera e una per il Senato. Ogni scheda presenta una serie di aree rettangolari separate tra loro. Ogni area che rappresenta una coalizione oppure un partito che si presenta solo alle elezioni si apre con una casella sottile con il nome del candidato che l'intera coalizione presenta per il collegio uninominale. Sotto questo nome ci saranno i simboli dei vari partiti che compongono la coalizione, ciascuno affiancato da altri nomi che sono i candidati della lista proporzionale, cioè i candidati del partito. L'elettore può tracciare al massimo 2 crocette sulla scheda, può indicare il nome del candidato all'uninominale e poi può mettere un altro segno su una delle liste collegate. Attenzione però, le 2 crocette devono essere fatte nella stessa area, cioè nella stessa coalizione. Se si è tracciata la prima crocetta su un candidato al collegio uninominale, la seconda può essere messa soltanto su una delle liste di partito che fanno parte di quella coalizione. L'elettore può però tracciare anche una sola crocetta. Se la mette solo sul nome del candidato al collegio uninominale, il voto va a tutta la coalizione e il voto sarà valido anche per la stessa coalizione e verrà diviso tra i vari partiti che la compongono. Se invece l'elettore mette un'unica crocetta sul simbolo del partito o sui candidati del partito che sono elencati al fianco del simbolo, il suo voto varrà per il partito votato, ma anche per il candidato all'uninominale sostenuto da quel partito. Dunque, questo quanto è da imparare per andare a votare il 4 marzo. C'è tempo, un mese, meno di un mese, per imparare questo importante dettaglio. Allora, dicevamo, la campagna elettorale al via da oggi? No, in realtà la campagna elettorale al via da ieri sera. Perché? Perché a Ring è iniziato il dibattito della politica, nella nostra puntata di ieri delle 21:15, tema sicurezza e coperture per le proposte economiche al centro del dibattito in studio. Vediamo un estratto dalla trasmissione di ieri. Avete governato 5 anni. Io capisco che Minniti mi mette in difficoltà, però questa è la differenza tra chi Minniti mi mette in difficoltà, dice. Aspetti, Federica. Non risponde purtroppo, mantra Minniti ma non mi risponde. Io gli ho risposto, non è la risposta che vuole lei, ma gliel'ho risposto. Mi dice perché avete votato una legge che lascia liberi i piccoli spacciatori, visto che ci tiene tanto alla sicurezza? Ma guardi, la Lega, mi spieghi questo, non le chiedo di citare Minniti ad ogni virgola, le chiedo perché avete votato una legge che lascia liberi i piccoli spacciatori e ci tiene tanto alla sicurezza. Giustamente l'esponente della Lega continua esattamente su questa linea, continua queste battagliette demagogiche. Lo stesso presidente Berlusconi, ecco perché ho parlato di qualche centinaio, ha detto che la copertura che c'è secondo lui e che servirebbe per tutte le risorse per tutti gli interventi che ha elencato ammonta a complessivi 270 miliardi di euro. Se li trova, auguri.
credo che possa trovarli soltanto aumentando le tasse. Non parlo mai delle scelte personali, non voglio polemizzare su questo, ma Maroni non si candida in Parlamento. Maroni fa una scelta di non candidarsi per motivi personali. Ma la mia scelta personale è di candidarmi in Parlamento, non credo che questo la possa discutere. Mi faccia finire un attimo, quando uno amministra una regione, amministra bene, secondo me ha il coraggio di ripresentarsi ai friulani. Questo non avviene con lei decide di andare in Parlamento. Quindi Maroni vuol dire che non ha amministrato bene? Non mi faccia l'esempio di Maroni, Maroni non si candida più a nulla, non so se la differenza, gliela spiego anche 5 volte se vuole, perché è semplice. Lei molla la regione Friuli per andare a Roma, Maroni molla la Lombardia perché per motivi personali prende una sosta, non si dedica in questa fase alla politica. E dunque il dibattito è già infuocato da ieri sera. Adesso la cronaca con le indagini della Procura di Belluno sulla lettera di minacce con tanto di un sacchetto anche con all'interno caramelle con spilli conficcati, minacce ai bimbi di un asilo. Il protagonista di questa vicenda, chiamiamolo così, è un pazzo, un protagonista già di gesti sconsiderati in passato, e indaga appunto la Procura per cercare di dare un nome a questo personaggio. Si nasconde dietro al nome di un criminale e pastore della Grecia antica che, per passare alla storia, ma dalla porta sbagliata, incendiò e distrusse il celeberrimo tempio di Artemide, una delle 7 meraviglie del mondo antico. Ma stavolta Erostrato, anonimo individuo a metà strada tra il piromane e il vandalo imbrattatore, ha alzato il tiro. Una lettera minatoria con scritto «I vostri figli devono avere paura» e un sacchetto di caramelle pieno di spilli. Oggetti inquietanti ritrovati nel cortile di un asilo di Cerniai, frazione del comune di Santa Giustina, nel Bellunese. Un personaggio noto alle forze dell'ordine per aver già incendiato una legnaia e imbrattato 2 chiese e il muro di un cimitero della zona. E poi continue lettere deliranti, contenenti rivendicazioni, giunte in passato anche alle scuole elementari di Cesio Maggiore. Tutte contenevano polvere bianca, poi risultata borotalco, che aveva fatto scattare l'allarme antrace. Nel fascicolo a suo carico, aperto l'anno scorso dalla Procura di Belluno, si aggiunge ora il reato di estorsione aggravata, perché nella lettera raccolta da un dipendente della scuola materna di Santa Giustina si legge una richiesta già sentita in passato, una statua in suo onore, e poi la minaccia. Se la statua non sarà eretta, inserirà lamette e chiodi in alcuni dolci che distribuirà nei giardini e nei parchi. E nel sacchetto fatto recapitare vicino alla lettera c'erano caramelle colorate e gommose con le spille conficcate. Un gesto dimostrativo, secondo la Procura, che comunque avverte i genitori: tenete gli occhi aperti, mentre le indagini sul folle e le sue rivendicazioni continuano. Un'altra inchiesta aperta dalla Procura, stavolta di Treviso, sulla morte di un 50enne operaio deceduto dopo 3 giorni di ricovero in ospedale. Il sospetto degli inquirenti è che sia rimasto vittima di un infortunio sul lavoro non denunciato. Verrà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di un operaio di 50 anni morto dopo 3 giorni di ricovero al Cafoncello di Treviso. L'uomo era arrivato al pronto soccorso accompagnato da un collega, lamentando forti dolori alla schiena e alla testa. Al momento della visita non aveva fornito particolari ai medici che l'avevano preso in cura. Durante gli accertamenti sanitari avevano scoperto lesioni al torace e alla testa che potrebbero essere compatibili con una caduta da una grande altezza. Le condizioni dell'operaio sono poi peggiorate fino al decesso. La vicenda è così arrivata sul tavolo del pubblico ministero De Bortoli, che ha disposto ulteriori accertamenti e ha aperto un'indagine disponendo l'autopsia sul corpo del 50enne che lavorava in un'azienda edile. Si sospetta che l'uomo sia rimasto vittima di un incidente, forse nella propria abitazione, forse sul luogo di lavoro, infortunio però che non sarebbe mai stato denunciato. Da qui la decisione della Procura di andare a fondo, e le prime risposte potrebbero proprio arrivare dall'esame autoptico. Ed ora nel Veronese, con una violenta lite in famiglia che porta un giovane di 22 anni a scagliarsi contro la sorella, coltellandola al fianco destro e procurandole un taglio profondo 8 centimetri. Il diverbio è scoppiato domenica pomeriggio in una abitazione di Castagnaro, acquistata alcuni anni fa da una famiglia emigrata dal Marocco e ben inserita nel piccolo centro della Bassa Veronese. Vittima una giovane marocchina colpita dal fratello, che aveva rimproverato per il disordine che aveva in casa e per il fatto che non si cercava un lavoro. L'aggressore è stato bloccato e denunciato per tentato omicidio. La ragazza fortunatamente se l'ha cavata con una ferita giudicata guaribile in 25 giorni. Adesso parliamo della indagine della Digos dopo il derby di Vicenza-Padova. Non è sotto accusa la violenza negli stadi, ma un gesto diciamo simbolicamente violento, un striscione antisemita esposto durante la partita. Il
derby dei veleni, il derby degli ignoranti, un derby da dimenticare, anzi da ricordare, perché la memoria dovrebbe servire a non ripetere certi obbrobri, a cominciare da questo striscione antisemita esposto dai tifosi padovani al Menti. Così, dopo gli scontri davanti allo stadio alla fine della partita, con 4 agenti di polizia feriti e un tifoso denunciato, la Digos, che sta setacciando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare i responsabili delle violenze, indaga anche su questo striscione tirato fuori dai supporter biancoscudati alla fine del match, dopo averlo tenuto nascosto sotto un cartellone. Sul lenzuolo bianco una scritta che ricalca il titolo del romanzo di Primo Levi, Se questo è un uomo, con il disegno di un vicentino con la maglietta biancorossa che si mangia un gatto. Uno sfottò di cattivo gusto che sfocia nell'antisemitismo e che va di scena proprio nel giorno della memoria. Insomma, la memoria serve, ma non a tutti, non agli stupidi. Ora, in attesa di una multa alla società patavina, c'è da chiedersi, visti i severi controlli delle forze dell'ordine sul materiale che viene portato sugli spalti, se viene impedito l'accesso della bandiera del Veneto, considerata un simbolo politico, perché questo striscione è riuscito a entrare allo stadio? Ed ora parliamo di 5 persone rimaste ferite per 2 incidenti avvenuti nella serata di ieri nella Bassa Padovana. 3 donne sono rimaste ferite nell'incidente tra 2 automobili all'incrocio tra via Prateria e Fiumicello a Montagnana. I pompieri intervenuti dall'Unigo hanno messo in sicurezza le automobili, di cui una finita rovesciata di lato in un fossato. I feriti sono stati medicati sul posto. Un secondo incidente in località Solesino a Stanghella per lo scontro tra un'auto e un furgone che trainava un carrello. La squadra di Este ha messo in sicurezza i mezzi e soccorso congiuntamente al SUEM 118 i 2 conducenti, uno trasferito in ospedale per ulteriori controlli. Ed ora l'economia e la crisi della Melegatti dopo le speranze della campagna natalizia. Balone Asset Management, il fondo maltese che ha finanziato la campagna natalizia di Melegatti, ha comunicato di aver infatti inviato una lettera indirizzata ai soci e ai legali dell'azienda e ai commissari nominati dal Tribunale di Verona, in cui evidenzia che ulteriori ritardi alla firma dell'accordo quadro, già complessivamente concordato nei primi giorni dello scorso dicembre 2017 e procrastinato dopo molteplici rinvii al 25 gennaio, determinerebbero l'impossibilità di dare corso alla campagna pasquale, con conseguente significativo deterioramento del valore del marchio Melegatti e grave nocumento per tutti gli stakeholder, tra cui in primis i lavoratori della società. Ritiene quindi, la nota del fondo maltese, che non vi sia più spazio per alcun ulteriore differimento. Parole chiare, parole gravi, che mettono a rischio la campagna pasquale della Melegatti. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, telegiornale prima edizione, telegiornale di Antenna 3, andiamo nella Marca, o meglio andiamo ad Harvard negli Stati Uniti, perché ad Harvard c'è stato un importante riconoscimento a una studentessa trevigiana di Montebelluna. Chiara Bargellesi, allieva del liceo Primo Levi di Montebelluna, è la prima studentessa italiana ad aver ricevuto una menzione d'onore da parte del prestigioso Ateneo di Harvard durante l'Harvard Model Unit Nation, la 4 giorni di simulazione mondiale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha riunito per la 65esima edizione 3.000 studenti di scuola superiore nel centro di Boston. La studentessa veneta ha rappresentato la delegazione del Vietnam all'interno della commissione speciale sulla riforma dell'ONU e sull'innovazione, lavorando per 4 giorni a stretto contatto con 128 ragazze e ragazzi provenienti da 40 paesi del mondo. Chiara sta svolgendo un anno di studio all'estero. Terminata questa esperienza rientrerà nella sua classe, la 5ª C dello scientifico. Tra i tanti complimenti ricevuti dalla studentessa anche quello del ministro dell'istruzione Valeria Fedeli, che ieri le ha telefonato. Parliamo dell'influenza che continua, non accenna a diminuire, aumento di casi di influenza e nel Padovano sono 11.000 gli ammalati nell'ultima settimana.
L'influenza stagionale non accenna a passare nella settimana tra il 15 e il 21 gennaio. Secondo il quinto rapporto epidemiologico elaborato dalla Direzione Prevenzione della Regione Veneto sarebbero stati quasi 11.000 i padovani colpiti dal virus. L'incidenza in Veneto si attesta a 10,93 casi ogni 1.000 abitanti, segnalati anche numerosi casi di complicanze. Tra le fasce d'età la più colpita è quella dei bimbi da 0 a 4 anni con un tasso del 42,7 per 1000. La seconda fascia pediatrica dai 5 ai 14 anni registra anch'essa un tasso raddoppiato con 19 casi su 1000. La curva di incidenza regionale risulta in crescita e ha superato i valori massimi registrati nelle ultime 4 stagioni. Il picco della malattia tuttavia non è ancora stato raggiunto e si prevedono nelle prossime settimane ulteriori aumenti che potrebbero portare il Veneto a raggiungere i valori nazionali, come ha spiegato l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto. C'è un dolce tipico di un paese del Trevigiano che rischia di sparire dopo 4 secoli di vita. Allora tutto il comune si muove per cercare di salvare questa tradizione. Accade a Breda di Piave. Si sono messi tutti a Breda, alpini compresi, per salvare la tradizione del baldon, che risale addirittura ai tempi della Serenissima, come recita un antico proverbio. Buono come quello di Breda non ce n'era da nessuna parte. Tanto è vero che un vecchio detto della nonna, riportata dalla nonna, diceva che per un buon baldonato che vuoi è un ducato, quindi andiamo a circa 400 anni fa circa. Quindi un dolce tipico della cultura contadina trevigiana, e in particolare di questa fetta di Marca che tocca il Piave, ma che ora rischia di sparire. Un po' per via del fatto che tra gli ingredienti c'è anche il sangue del maiale, molto per le notevoli difficoltà finanziarie in cui si dibatte da anni la Proloco. Abbiamo avuto la difficoltà con le strutture e purtroppo ci serve una mano, diciamo, dal comune, dall'amministrazione e anche dal paese, a darci una mano a ritornare come prima. Singolare infatti che la Proloco del capoluogo non ha più le strutture, mentre quelle delle frazioni siano ben organizzate, ma il baldone è di Breda, il presidente proprio non ci sente a trasferirlo a Pero o a Saletto. È questo che noi non vogliamo, deve rimanere qua a Breda. Breda, parlo come Breda, non come frazione, ma Breda. Però le strutture non sono a norma e pur di mantenere viva la tradizione la Proloco è costretta a questi gazebo che danno il senso della precarietà di tutta la vicenda. Ci vuole la gente che ci creda, che abbia voglia di darci una mano, di ritornare a fare l'allegria di una volta, però ci serve una struttura, ecco. In molti chiedono che ci sia l'intervento del sindaco per ripristinare una situazione che vede da un lato un'area inutilizzabile e dall'altro delle iniziative portate avanti in una condizione di precariato costante tra mille difficoltà. In tutto questo a Breda l'unica cosa certa è la convinzione dei cittadini. Se brucia un paese piuttosto che perdere una tradizione. Gli appuntamenti con la programmazione questa sera torna come ogni sera 20:10 e c'è ancora la politica in primo piano sotto i riflettori, altri 2 protagonisti delle prossime elezioni, 2 candidati a Camera e Senato alle politiche sono Francesca Betto del Movimento 5 Stelle e Gianluca Schiavon di Potere al Popolo, questa sera a 20:10. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Alta pressione sempre presente sull'Italia, tempo stabile sul Triveneto, ma dobbiamo aspettarci un'altra giornata piuttosto nebbiosa. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto, come detto, alta pressione e dunque tempo stabile, ma anche frequenti riduzioni della visibilità, con nebbie solo in parziale sollevamento col passare delle ore. Più spazi soleggiati possibili sul Bellunese. Le temperature massime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, valori minimi tra 1 e 5 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui foschie, nebbie e nubi basse sulle pianure centro-meridionali, spesso persistenti per tutto l'arco della giornata. Qualche spazio soleggiato in più sui monti. Le temperature massime si attesteranno sui 7 gradi, valori minimi compresi tra 4 e 5 gradi circa.
Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo qui, sarà una bella giornata di sole, il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque, qualche addensamento solamente sui settori di confine. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra 9 e 10 gradi, minime tra -1 e 0 gradi. Il mare sarà generalmente calmo, i venti invece saranno deboli, nord-occidentali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.